Andrea Loi, complimenti, il Sant'Elena va in finale playoff, grande vittoria a Usini, 3-1, avete incontrato un grande avversario ma avete fatto una grande partita, 1-0, rimontati a un quarto d'ora dalla fine, avete avuto la forza di segnare altri 2 gol. Sì, sì, no, abbiamo incontrato una signora squadra, ma i miei ragazzi sono stati proprio splendidi perché hanno fatto questa cosa di sacrificio incredibile, hanno lottato su tutti i palloni, ma è il risultato di quanto ci siamo allenati, che siamo andati a 1000 tutti e tre gli allenamenti di questa settimana, ero fiducioso perché li ho visti troppo bene, li ho visti. Andrea, primo tempo molto bene, vento a favore, avete avuto diverse occasioni e lì però non arrivava il gol, poi è arrivato nella ripresa il vento a favore dell'Usinese, ha spinto, quando ha trovato il gol c'è stato un frangente in cui avete un po' barcollato, però poi avete colpito 2 volte. No, sì, il primo tempo sì, un po' di vento, però abbiamo avuto qualche occasione in più perché poi abbiamo provato Tra Pilleri clamore. alcuni calci d'angolo che proviamo all'allenamento, qualche rimessa e comunque bene il primo tempo, dai, potevamo anche sbloccarlo. Il secondo tempo un po' meno perché comunque si è alzato un po' il vento e comunque loro buttavano sempre palle lunghe, lì ci sono stati 10 minuti che abbiamo sofferto, però ripeto, una sofferenza dove i ragazzi hanno dato tutto, si sono ripresi e poi abbiamo fatto delle ripartenze che comunque abbiamo provato in allenamento perché lo sapevamo che loro potevano fare questo, perché lo sapevo, e abbiamo allenato le ripartenze e ci hanno premiato perché siamo andati a segno 2 volte. Allora, non è facile tenere in panchina Jesu e Bose. No, non è facile no, perché comunque ho splendidi ragazzi, ho 24 giocatori 25, che sono 2 squadre che possono giocare titolari, ma sono 2 squadre di alto livello di promozione e non c'è niente da dire. Andrea, qua si incontrava la squadra che aveva mai perso in campionato in casa e quella che aveva mai perso in trasferta, ha prevalso quella squadra che non aveva mai perso in trasferta. Ha prevalso, secondo me noi avevamo un po' più fame di loro, che comunque ce lo meritavamo. Io sono arrivato che i ragazzi erano un po' più come si può dire, erano un po' più a terra, ho cercato di rivogliarli perché comunque questi ragazzi sono splendidi, è una bellissima squadra, io li ho solo cercato di rimettergli quella voglia e te lo posso proprio dire, si sono impegnati al massimo per riaccendere quella voglia che avevano. Andrea, l'avversario sarà o il Tortolino o il Coghima, stanno facendo i supplementari, ancora non si sa. Qualsiasi avversario arrivi ci giochiamo la finale, per me è indifferente, o Coghina o Tortoli è indifferente. Dovrete poi fare tifo anche per le squadre sarde di Serie D, faranno i play-out, la COS, l'ILVA. Sempre per le squadre di Serie D, sempre. A prescindere. A prescindere che lasciano poi lo spazio per sempre le squadre sarde, sempre, in tutte le categorie. Andrea, non è finita la stagione, altre 2 settimane, di che cosa? Sì. Di sofferenza, di gioia, che cosa? Di sacrificio negli allenamenti, perché comunque se lo meritano questi ragazzi, perché comunque si impegnano veramente a 1000 negli allenamenti. Grazie Andrea, complimenti.